la registrazione. Anche la registrazione. Già fatto. L'ho fatto poco fa. Amici sportivi e amanti dell'hockey ben sintonizzati con il Pallavaccari di Montecchio Precalcino per la nona giornata del campionato di Serie A2 2021-2022, campionato di Serie A2 Girone A, che vede questa sera al confronto le due, possiamo chiamarle capoliste, il Montecchio Precalcino contro Veneta Lab Breganze. Montecchio Precalcino che proprio nella giornata di ieri è stato raggiunto al comando della classifica proprio dal Trissino 05, vittorioso agli ultimi 2 secondi contro il Roller Bassano. Un Montecchio Precalcino che questa sera potrebbe cercare la propria fuga personale proprio nei confronti della diretta avversaria di questa sera, Veneto Lab Breganze, un Breganze invece che cerca con la vittoria questa sera il sorpasso proprio ai danni del Montecchio Precalcino. 3 turni al termine, 3 giornate al termine del girone d'andata che decreteranno la finalista per la Coppa Italia, una finalista che vede proprio nelle due formazioni che si scontreranno questa sera le favorite. Poi adesso si è messa di mezzo anche Trissino 05, quindi sarà un finale di girone d'andata del girone A Serie A2 veramente avvincente. Partita questa sera diretta dal signor Edoardo D'Alessandro. Noi andiamo a vedere quelle che sono le formazioni convocate questa sera. Partiamo dalla formazione ospite della Veneto Lab Breganze, con il numero 26 Marco Zanfi, con il 2 il capitano Silvio Costenaro, con il 53 Stefano Dal Santo, con il 73 Andrea Dalla Valle, con il 57 Ramiro Torres, con il 68 Antonio Bertollo, con il 7 Tommaso Volpe, con il 6 Christopher Bozzetto, con il 3 Ettore Barbieri, con il 10 Jacopo Veller, allenatore Nestor Perea. Per l'Hockey Club Montecchio Precalcino con l'1 Matteo Dalla Valle, con il 2 Nicola Pozzo, con il 4 Andrea Poli, con il 6 il capitano Andrea Zanini, con il 5 Michele Pesavento, con l'8 Davide Zanini, con il 12 Liam Bozzetto, con il 7 Matteo Loguercio, 14 Facundo Posito e con il 18 Nicolò Pavan, allenatore Roberto Zonta. Partita che parte proprio in questo momento, subito con il Breganze in possesso di sfera, subito Ramiro Torres ad appoggiare la sfera verso Stefano Dal Santo, ancora il giro palla del Breganze con Stefano Dal Santo nuovamente verso Ramiro Torres adesso che aggira la porta di Matteo Dalla Valle, partito titolare in porta per la formazione del Montecchio Precalcino. Adesso cambio al possesso di sfera con il Montecchio Precalcino che adesso va al tiro con Poli servito da Andrea Zanini. Adesso Facundo Posito che guadagna il centro dell'area, poi pallina che gli sfugge, non riesce ad andare alla conclusione. Adesso c'è un fallo commesso dal Montecchio Precalcino, il primo fallo di squadra del match, quindi Montecchio Precalcino ad 1-0 ancora il Breganze, partita che è cominciata da appena 53 secondi. Adesso nuovamente il Breganze in possesso di sfera, questa volta con Dalla Valle, l'altra schiaccia di Dalla Valle e la mette dentro subito al primo minuto il Breganze con il gol Andrea Dalla Valle, che con questo splendido alza e schiaccia porta in vantaggio Veneto Lab Breganze.
Parte nuovamente all'attacco il Montecchio Precalcino, nulla da fare per la formazione allenata da mister Zonta. Adesso dalla propria metà campo Dal Santo fa partire un tiro lungo che però non va a trovare nessun compagno di squadra, e dunque è nuova ripartenza per i biancoverdi di casa. Adesso in possesso di sfera troviamo Poli che poi serve Posito verso il centrocampo, dove c'è il proprio capitano Andrea Zanini. Nuovamente Poli per Posito, mentre Lo Guercio è lì in zona area in attesa del passaggio. Ancora Montecchio con Zanini che gioca indietro verso Poli, ancora Zanini, carica dalla destra Zanini, la pallina che passa tra il meandri di Stecche proprio lì in centro area. Adesso ripartenza del Breganze nuovamente con Dalla Valle che va a servire all'indietro Torres, poi riconquista il Montecchio Precalcino con Lo Guercio, pressato però altissimo proprio da Ramiro Torres, che non gli concede un centimetro a Lo Guercio però guadagna la metà campo del Breganze. Qui cade Lo Guercio, tutto regolare per il signor D'Alessandro. Ancora Montecchio Precalcino con Dal Santo che adesso va a spazzare via per il Breganze e va a rilanciare i rossoneri. Qui c'è un fallo commesso da terra da parte di Dalla Valle. Ripartenza Montecchio Precalcino, Poli per Lo Guercio per Posito, Zanini dalla destra, ancora Zanini, appoggia verso l'angolo dove c'è Facundo Posito. Poli in possesso di sfera, su di lui sempre l'onnipresente Torres dalla sinistra. Poli cerca di sorprendere Marco Zanfi, nulla da fare per Poli. Ripartenza nel frattempo del Breganze, Dal Santo che va a servire Dalla Valle, commette però fallo ingenuamente Andrea Dalla Valle, che si fa espellere dal signor D'Alessandro, quindi cartellino blu per Andrea Dalla Valle. E adesso possibilità per il Montecchio Precalcino di portarsi in parità, lo fa con questo tiro diretto dove si va a posizionare proprio Facundo Posito. Per Posito 17 le reti al momento, alla nona giornata. Parte adesso Posito, finta il tiro diretto, ancora Posito, la serie di ganci, Posito e para Zanfi, para bene Zanfi qui. Neutralizzato dunque questa possibilità per il Montecchio Precalcino di pareggiare i conti. Qui passano i 5 secondi nella propria metà campo per il Breganze, dunque la battuta è assegnata al Montecchio Precalcino. Qui c'è il tiro al volo di Facundo Posito che cerca di sorprendere dalla sinistra proprio Marco Zanfi. Transizione del Breganze con Ramiro Torres cerca di sbarazzarsi della difesa del Montecchio, ma nulla da fare. Riparte adesso il Montecchio, Lo Guercio al tiro, Lo Guercio è pronto, Zanfi, ancora Montecchio Precalcino, Zanini, giro palla adesso per il Montecchio che può ancora contare sulla superiorità numerica dopo l'espulsione di Dalla Valle. Attenzione qui, l'illusione del gol sul tiro di Andrea Zanini, e ancora adesso il Breganze a giostrare pallina in inferiorità numerica nella propria metà campo. Zanini che va a commettere fallo su Costenaro. 20 minuti e 46 secondi al termine del primo tempo, la situazione che vede in vantaggio il Breganze con la rete di Andrea Dalla Valle. Parte Torres, ancora Ramiro Torres, il bomber della formazione del Breganze. Tiro intanto di Lo Guercio, pallina che però non c'entra allo specchio della porta. È ancora Montecchio Precalcino con Facundo che gioca su Zanini, ancora in superiorità numerica il Montecchio per pochi secondi.
Zanini, Facundo Posito, finta il tiro, poi passa lo Guercio che allarga, poi decide di giocare in mezzo per Poli che va al tiro in girata, nulla da fare, ancora Montecchio, Zanini va al tiro, pallina abbondantemente fuori dallo specchio della porta, ancora Montecchio, Zanini non riesce ad intercettare bene il passaggio di Lo Guercio, Facundo Posito dalla sinistra si accentra per Malza e schiaccia che non trova però l'impatto con la pallina, palla a 2, adesso sono ristabilite le forze in pista con il nuovo ingresso in pista per il Breganze con Antonio Bertollo. Zanini, Andrea Zanini per Facundo Posito. Si fanno sentire intanto i tifosi di Breganze, i pochi ma buoni, sempre presenti. Poli cerca di incunearsi per via centrale, Poli nulla da fare, gli porta via la sfera, l'attacco breganzese che adesso però è costretto ad uscire dalla propria metà campo, non ci riesce, Posito che va a servire di prima intenzione, Lo Guercio, ancora Lo Guercio, stava approfittando di un Zanfi disteso a terra, non è riuscito però a alzare la pallina di quel tanto che basta per andare a segnare il primo gol del Montecchio. Matteo Lo Guercio, adesso è il Breganze a gestire sfera in attacco con Ramiro Torres che gioca di sponda all'indietro verso Stefano Dal Santo va al tiro Dal Santo, pallina che finisce alta sopra la porta di Matteo Dalla Valle. Qui intanto viene chiamato il primo time out della serata, a chiamarlo è proprio Nestor Perea per Veneto Lab Breganze. Noi intanto come avevamo detto prima andiamo a vedere un po' quella che è la classifica generale dopo questa giornata. Ieri ci sono già stati due partite che andiamo a vedere, c'è stata la vittoria per l'appunto come avevamo accennato a inizio partita del Trissino su ZMEC Roller Bassano, una partita vinta dal Trissino per 6-5 con la rete a 2 secondi dalla fine. L'altra partita riguarda invece il Tiene che ha conquistato i 3 punti in casa contro la Symbol Modena e dunque questi due risultati consentono al Trissino di guadagnare la prima posizione in classifica proprio assieme al Montecchio Precalcino però che deve recuperare la partita questa sera, quindi è come se avesse una partita in meno al momento, allo stato attuale il Montecchio Precalcino. Si riparte con la battuta a favore di Breganze che adesso gioca con Costenaro, il diagonale verso Andrea Dalla Valle che è rientrato dopo aver scontato il cartellino blu, i 2 minuti di espulsione, mette una pallina in mezzo Bertollo all'indirizzo di Dalla Valle, riconquista a sfera il Montecchio Precalcino con Zanini. Sulla sinistra gioca per Lo Guercio cerca di sbarazzarsi della compagnia di Bertollo, decide poi di liberare verso Facundo Posito, ancora Posito all'angolo marcato stretto da Andrea Dalla Valle, riesce a liberare l'indietro Posito verso Andrea Zanini, poi Poli va al tiro, Poli para però l'attacco breganzese con Costenaro, ma è ancora sfera per il Montecchio Precalcino con Zanini che va verso Poli, lo scambio con Lo Guercio, ultimi 7 secondi di gestione sfera per il Montecchio Precalcino, pallina che esce dal rettangolo di gioco. Pallina a favore del Breganze, sul punto di battuta si porta Silvio Costenaro che gioca per Dal Santo, ora in possesso di sfera, il passaggio all'indietro verso Bertollo, attenzione, 5 secondi per il Breganze, riesce a neutralizzarli in questo momento con il passaggio verso Dalla Valle, poi Costenaro, Bertollo, indietro il passaggio nuovamente verso la propria metà campo per Dal Santo, ancora Breganze con Dalla Valle, Costenaro, Dal Santo,
Dalla Valle per Costenaro che se ne va sulla destra, mette la pallina lì in mezzo all'indirizzo di Dalla Valle, non riesce a trovare l'appuntamento con la pallina il giovane giocatore del Breganze. Adesso è Montecchio Precalcino con Lo Guercio che gioca su Zanini spara la pallina che finisce sul casco di Marco Zanfi. Ripartenza del Breganze, siamo a 16 minuti e 36 secondi dal termine del primo tempo, ancora con il risultato di 1-0 a favore di Venetalab Breganze. Dietro la porta del Breganze, Poli con la gestione palla di Poli, cade in area, Poli tutto regolare per il signor D'Alessandro e Breganze adesso a gestire la palla in attacco. Dalla Valle verso Costenaro all'indietro per Stefano Dal Santo. 5 secondi nella propria metà campo regalano dunque il possesso di sfera al Montecchio Precalcino. Si va al secondo time out di questo primo tempo, questa volta a chiamarlo è mister Zonta del Montecchio Precalcino. E noi, dopo aver dato i risultati delle due partite del girone A Serie A2 che si sono giocate ieri, questa sera si giocano in contemporanea Montebello Hockey Bassano che vede in vantaggio il Montebello per 1-0, mentre Correggio Novara vede in vantaggio Novara 1-2. Per il girone B invece già giocata nella giornata di ieri CGC Viareggio Grosseto, finita 6-4 per il Viareggio, mentre si sta giocando ora Forte dei Marmi Sarzana con la vittoria per 2-0 del Forte dei Marmi. Poi ricordiamo che un altro importantissimo match si sta giocando invece per la Serie A1 a Bassano del Grappa, la partitissima tra Bassano e Forte dei Marmi, al momento in parità 1-1. Qui intanto al Palavacari si ricomincia a giocare con il Montecchio Precalcino ad amministrare la sfera, con intanto il nuovo ingresso in pista, un nuovo Zanini, Davide. In pista dunque i fratelli Davide ed Andrea Zanini. Davide in possesso di sfera che adesso passa verso Andrea per Lo Guercio, il tiro di Lo Guercio, la parata di Zanfi e la pallina poi che viene deviata sul palo, occasionissima per il Montecchio Precalcino. Adesso è il Breganze a gestire sfera con Ettore Barbieri, poi Silvio Costenaro, il capitano. Barbieri adesso, su di lui c'è il pressing di Andrea Zanini, ancora Ettore Barbieri. Barbieri sempre su di lui Zanini, ancora Ettore Barbieri, cade Barbieri, tutto regolare, può ripartire il Montecchio Precalcino con Zanini a giocare verso il fratello Davide, il tiro al volo di Zanini, un altro palo per il Montecchio Precalcino. Doppia occasione in pochissimi secondi per la formazione bianco-verde a 14 minuti e 35 secondi dal termine del primo tempo, per due volte vicino al gol il Montecchio in questi ultimi secondi. Breganze adesso in gestione di sfera con Ramiro Torres da dietro la porta di Matteo Dalla Valle, ancora Torres dalla sinistra. Riesce a sorprendere Matteo Dalla Valle per il secondo gol del Breganze a 14 minuti e 16 secondi dal termine del primo tempo. Dunque per il Breganze, con questa sorpresa dalla sinistra di Ramiro Torres che riesce a sorprendere il nostro Dalla Valle.
Nuovamente gestione sfera affidata al Breganze con questo tiro dalla metà campo sinistra di Dal Santo a cercare la deviazione di Ramiro Torres, non riesce però a trovare il giusto impatto il forte bomber breganzese, giovane oltretutto, 19enne Ramiro Torres. Precalcino adesso con Zanini che va a servire Posito, cerca la via centrale, Posito riesce a mantenere il possesso della pallina, serve poi Lo Guercio per Andrea Zanini, su di lui Zanini viene fermato da Torres, commette anche fallo Zanini, dunque è pallina del Breganze con Torres al tiro, pallina però che finisce fuori dallo specchio della porta, recupera adesso per il Montecchio proprio Matteo Lo Guercio, su di lui pressing di Torres che gli porta via la sfera. Torres 2 contro 2 il Breganze, adesso qui attenzione, occasione per il Breganze, ma arriva la stecca di Capitan Zanini a sventare il pericolo. È ancora un Breganze però che mette pressione al Montecchio, qui il tiro al volo di Barbieri sull'assist di Torres, se l'è vista brutta qui il Montecchio, vicino al terzo gol il Breganze. È un Montecchio comunque questo che non manca di incisività, vicino più volte alla rete, manca anche un po' di fortuna, 2 i pali negli ultimi secondi per il Montecchio Precalcino. Adesso ancora Breganze con Torres che cerca il centro dell'area ma viene fermato dalla difesa biancoverde. Facundo Posito, l'urlo del gol strozzato in gol, il salvataggio di Zanfi e poi Torres che dalla destra cerca di mettere pallina dentro. Veramente fasi concitate qui con botta e risposta del Montecchio Precalcino sul Breganze, manca però un po' di fortuna per la formazione di Zonta, anche qui comunque Marco Zanfi decisivo, riesce a sventare la prima rete del Montecchio Precalcino. Mancano ora 12 minuti al termine del primo tempo, Montecchio Precalcino 0, Veneta Lab 2, le reti di Dalla Valle e Torres per i rossoneri. Time out chiamato da mister Zonta a cercare di fare un po' di ordine tra i suoi atleti in pista. Si torna dunque sul punto di battuta, una pallina che dovrebbe essere assegnata, se non erro, al Breganze. 12 minuti al termine del primo tempo, Montecchio Precalcino 0, Veneta Lab Breganze 2, palla a 2, ingaggio a 2, vinto dal Montecchio Precalcino con Facundo Posito adesso a rilanciare l'azione offensiva dei biancoverdi, Andrea Zanini a giocare verso il fratello Davide Zanini, Matteo Lo Guercio per Davide Zanini, Davide per Andrea, il capitano nuovamente a favore del fratello Davide che gioca poi su Facundo Posito contro Dalla Valle, mantiene il possesso del Montecchio Precalcino. C'è anche il fallo di squadra del Breganze che adesso sale a quota 2-2 i falli di squadra tra le due formazioni. Punizione dal limite dell'area breganzese sul punto di battuta, Facundo Posito con Andrea Zanini, la pallina che va a tozzare sui parastinchi di Silvio Costenaro. Costenaro adesso in possesso di sfera, Costenaro, c'è il pressing di Lo Guercio, Costenaro contro Lo Guercio, va a riprendersi la pallina Lo Guercio, poi la riconquista nuovamente le Breganze con Dalla Valle, Stefano Dal Santo. Dal Santo in mezzo per Costenaro che sbaglia però il passaggio nei confronti di Andrea Dalla Valle, può ripartire il Montecchio Precalcino con Davide Zanini.
Zanini per Lo Guercio poi mette in mezzo verso Facundo Posito, torna fuori Posito per Zanini, cade Davide Zanini, adesso Lo Guercio mette una pallina in girata per Andrea Zanini, non si intendono i due, dunque ripartenza delle Breganze con la finta di tiro di Andrea Della Valle, ma intuisce tutto Facundo Posito che adesso va al contropiede, altra transizione, questa volta dei rossoneri delle Breganze, Ramiro Torres per Costenaro che si fa portare via la sfera per un attimo da Lo Guercio, riconquista il Breganze, ma adesso è contropiede 2 contro 1 del Montecchio Precalcino, la pallina di Lo Guercio verso Facundo Posito che in 2 battute non riesce a mettere la pallina dentro, con Zanfi praticamente disteso a terra, altra occasionissima per un Montecchio Precalcino che qui forse è mancato un po' nella freddezza, nella lucidità, in quella cinicità che serve per mettere dentro una pallina in rete, la pallina che varrebbe il primo gol del Montecchio Precalcino questa sera. Qui ha qualcosa da ridire Matteo Lo Guercio su questa decisione del signor Edoardo D'Alessandro che assegna il fallo di squadra del Montecchio Precalcino, il terzo fallo di squadra, dunque al ritorno da questo time out sarà punizione a favore di Veneta Lab Breganze, time out chiamato ovviamente ne restava uno per questo tempo, viene chiamato da Nestor Perea. Andiamo a vedere quello che succede intanto dalle altre piste con il Montebello in vantaggio 1-0 sull'Hockey Bassano, mentre Correggio Novara vede in vantaggio il Correggio per 3-2. Questa è la situazione per quel che riguarda il girone A della Serie A2. Per il girone B si è già giocata a Viareggio Grosseto nella giornata di ieri, 6-4 per il Viareggio, mentre al momento sta conducendo 2-1 il Forte dei Marmi sul Sarzana. La Serie A1 passa in vantaggio il Bassano sul Forte dei Marmi in questa partita tra due formazioni che hanno visto in questa settimana, in pochissime ore, una dall'altra, l'esonero dei due allenatori, quello di Crudeli per il Bassano e quello di Alberto Orlandi per il Forte dei Marmi. Si ritorna in pista con Dal Santo, trascorrono però i 5 secondi nella propria metà campo i giocatori del Breganze in possesso di sfera, e dunque pallina che torna sulle stecche del Montecchio Precalcino. È entrato in pista intanto per il Montecchio Liam Bozzetto, qui c'è il tiro del Montecchio, riconquista la difesa del Breganze con Dal Santo costretto a sparare altissimo, se la va a riprendere Andrea Zanini per Facundo Posito, sulla sinistra c'è Liam Bozzetto che riceve in questo momento, Bozzetto poi per Facundo Posito, ancora Posito va per via centrale, poi scarica indietro nuovamente per Lo Guercio, scambio tra Posito e Bozzetto, Liam Bozzetto pressato da Andrea Dalla Valle, in girata riesce a sbarazzarsi di Dalla Valle, Liam Bozzetto mette la pallina in mezzo per Facundo Posito e c'è il primo gol del Montecchio Precalcino e porta la firma di Facundo Posito a 8 minuti e 57 secondi dal termine del primo tempo. Accorcia dunque le distanze il Montecchio Precalcino con questa azione in contropiede di Liam Bozzetto che va ad appoggiare per Facundo Posito e regala il primo gol al Montecchio Precalcino in questa sfida che al momento, dopo i primi 17 minuti, ha veramente regalato tantissime emozioni da ambo i lati. Veramente un Montecchio Precalcino che non si è risparmiato, non ha fatto lo stesso il Breganze, però con un Breganze un poco più incisivo a tu per tu con il portiere. Fallo a favore del Montecchio Precalcino, sul punto di battuta si porta Andrea Zanini. Tanto il signor D'Alessandro chiama le distanze di Stefano Dal Santo. Zanini adesso che appoggia per Facundo Posito.
Posito lungo balaustra per Matteo Loguercio, Posito in mezzo per Liam Bozzetto. Ancora Posito riesce a portare via il possesso alle Breganze, la pallina che era di Silvio Costenaro. Posito per Loguercio. E adesso comincia a scaldare la voce anche il pubblico di Montecchio. Andrea Zanini intanto si combatte in balaustra con Andrea Dalla Valle. Posito riesce a liberarsi della sfera verso Liam Bozzetto, nuovamente Posito contro Silvio Costenaro, ci mette la stecca Stefano Del Santo, ma riconquista il Montecchio con Loguercio poi che gioca indietro per Andrea Zanini per Liam Bozzetto, lo scambio con Facundo Posito, tira dalla tre quarti pista Facundo Posito, ma è una palla facile per Marco Zanfi. Adesso contropiede del Montecchio, 3 contro 2, Loguercio che riceve da Posito, c'è il gol di Liam Bozzetto, altra azione corale del Montecchio Precalcino che regala il gol del pareggio a 7 minuti e 14 secondi dell'azione del Montecchio, che adesso riconquista la parità 2-2. Tanto il signor Edoardo D'Alessandro, l'arbitro di questa partita, chiama l'addetto all'asciugatura per risistemare il manto, la pista, il fondo, la pista proprio nei pressi dell'area del Breganze. Dunque siamo a 7 primi e 14 secondi dal termine del primo tempo, ristabilita la parità fra le due formazioni con la rete di Liam Bozzetto, quindi le reti per il Breganze di Andrea Dalla Valle e Ramiro Torres, mentre per il Montecchio Precalcino c'è quella di Facundo Posito e Liam Bozzetto a ristabilire la parità tra le due formazioni. Una partita veramente che non sta risparmiando colpi tra le due formazioni in pista, un Montecchio che sta cercando la fuga momentanea in questa classifica, mentre un Breganze che vuole trovarsi anche lui solo in testa alla classifica dopo questi 50 minuti. Si riparte adesso, ancora il Montecchio a far paura, il tiro in mezzo per Liam Bozzetto, la doppietta del giovane del Montecchio che adesso dopo pochissimi secondi regala il vantaggio ai biancoverdi. Ancora Bozzetto servito millimetricamente dal proprio compagno di squadra e adesso ribalta la situazione la formazione di mister Zonta. 7 minuti esatti al termine del primo tempo e per qualche secondo i ragazzi di Perea hanno fatto quadrato attorno a Marco Zanfi a cercare di capire cosa è mancato in questi ultimi secondi alla formazione di Perea. E se qualche secondo fa ho parlato di un Montecchio Precalcino in difficoltà, di aver poca incisività davanti alla porta, mi posso ricredere con queste ultime azioni, in questi ultimi secondi che hanno adesso dato il vantaggio alla formazione biancoverde. Zanini, il passaggio in diagonale in mezzo per Liam Bozzetto, Loguercio a tu per tu con Zanfi, la pallina che si stampa sull'asta e viene convalidato il gol, pallina che finisce dentro. I ragazzi di Perea lamentano invece un colpo di pattino da parte di Loguercio. Viene convalidata la rete di Matteo Loguercio e dunque doppio vantaggio adesso del Montecchio Precalcino per 4-2 che in pochissimi minuti è riuscito a
ribaltare una partita che al momento stava vedendo il Breganze avere la meglio sulla formazione biancoverde. Adesso è il Breganze in possesso di sfera con Ramiro Torres dalla destra, il bomber breganzese aggira la porta di Dalla Valle, ancora Torres, c'è il pressing di un inarrestabile Liam Bozzetto, cerca l'alza e schiaccia Torres, lamenta un colpo di bastone della difesa biancoverde, continua a giocare senza problemi Torres. 5 minuti e 40 secondi al riposo, Montechio Precalcino 4, Veneta Lab Breganze 2. Si parte dalla metacampo del Montechio, deve liberare verso la metacampo del Breganze Matteo Loguercio, perde il possesso di sfera, contropiede 3 contro 2 del Breganze, Torres per via centrale, palla tiro accompagnato, adesso arriva Costenaro per il Breganze, ferma Facundo Posito. Zanini, passaggio per Loguercio che restituisce a Zanini, tira dalla destra, tiro angolato che però riesce a parare Zanfi con il guantone. Torres, alza schiaccia di Torres, pallina semplice per Dalla Valle che riesce a bloccare il tiro del bomber breganzese. Siamo sulla destra della porta difesa da Dalla Valle, la punizione a favore del Montechio con Posito a giocare sulla destra per Loguercio, Posito fermato dal Santo, tutto regolare. Ancora Torres in possesso di sfera, gioca indietro per Dal Santo, lo sparo di Dal Santo parato da Dalla Valle, si lotta in balaustra tra Loguercio e Costenaro, commette fallo il giocatore numero 2 del Breganze, Capitan Silvio Costenaro. 4 minuti e 16 secondi al riposo tra Montechio Precalcino e Veneta Lab Breganze. Smettono intanto di cantare gli ultras del Breganze, come è giusto che sia, da sempre vicini alla formazione rossonera, anche nonostante la retrocessione dello scorso anno dalla Serie 1 alla Serie 2, tifosi sempre vicini ai propri colori. Si riparte intanto con questa giocata del Breganze che regala il possesso al Montechio Precalcino. Posito che va a servire Loguercio però si allunga un po' troppo la pallina, deve fare gli straordinari per andare a riprenderla. Andrea Zanini poi che va a servire Posito che finta il tiro, la pallina poi verso Loguercio che gioca indietro per Andrea Zanini. 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Posito per Liam Bozzetto, si riparte con il Breganze. Costenaro, Ramiro Torres, il tiro di Ramiro Torres parato da Dalla Valle che devia fuori. Ancora Breganze, Dal Santo, contropiede adesso del Montechio, Loguercio si allunga un po' troppo la sfera, il giocatore del Montechio Precalcino. Cade qui Costenaro, c'è il quinto fallo di squadra del Montechio Precalcino. 5 falli di squadra anche per il Breganze. Sulla pallina adesso c'è Volpe, Tommaso Volpe, entrato a cercare di far girare i giocatori del Breganze. Bozzetto, il passaggio in mezzo per Poli, para senza difficoltà Marco Zanfi.
Costenaro per Ramiro Torres, buona la gestione sfera del giocatore breganzese. Il tiro intanto di Costenaro, pallina che viene intercettata dalla difesa del Montecchio, ripartenza con Poli, 2 minuti e 15 secondi ancora da giocare. Poli fermato, anzi pressato da Stefano Dal Santo, riesce poi a liberare indietro Poli verso Liam Bozzetto. Posito in girata, Posito va al tiro, para Zanfi e qui c'è un fallo di Poli. Fallo di Poli su Ramiro Torres, fallo di squadra dice il signor D'Alessandro, quindi 6-6 per i falli di squadra tra le due formazioni in pista. Costenaro porta via la sfera ad Andrea Zanini, Tommaso Volpe al tiro angolato, ci arriva col guantone dalla valle, adesso Poli contro Costenaro, Poli riesce Costenaro a far allargare sulla sinistra il giocatore del Montecchio, Andrea Poli, e ancora Montecchio con Liam Bozzetto, Poli a tu per tu con Zanfi, cerca l'alta schiaccia Andrea Poli, pallina che viene intercettata adesso da Stefano Dal Santo, si lotta ancora in balaustra con Poli che guadagna questo fallo di Stefano Dal Santo, il settimo fallo di squadra del Breganze, a 2 minuti e 14 secondi dal termine del primo tempo. Punizione a favore del Montecchio, Poli sulla pallina, si gioca indietro verso Andrea Zanini, Liam Bozzetto, passaggio per Posito, ancora Posito a giocare in mezzo per Poli, ferma la difesa del Breganze, ripartenza con Volpe però tutto solo contro la difesa a 2 del Montecchio, ma arriva Torres a dare mano forte, l'altra schiaccia di Torres, gran giocata del giocatore del Breganze che adesso va ad accorciare le distanze con il terzo gol del Breganze a 42 secondi dal termine del primo tempo. Ultimi secondi di questo primo tempo con il Montecchio Precalcino adesso che può giocare con il cronometro, può portare al termine questo tempo in possesso di sfera. Viene fischiato un ingaggio a 2 tra Bozzetto e Dal Santo, si lotta in balaustra, c'è il fallo di Liam Bozzetto, anzi scusate di Andrea Poli su Stefano Dal Santo, dunque si va a 7 falli di squadra anche per Montecchio Precalcino, 28 secondi al termine del primo tempo, con adesso il Breganze in possesso di sfera a cercare di ristabilire la parità in questi ultimi 20 secondi. Volpe al tiro, Volpe ci arriva però con la stecca a Liam Bozzetto, adesso è Poli, ultimi 10 secondi, Poli per Posito chiama i suoi, Liam Bozzetto, ultimi 2 secondi e termina in questo momento il primo tempo tra Hockey Montecchio Precalcino e Venetalab Breganze con il risultato di 4-3 a favore dei padroni di casa. Adesso qualche minuto di pausa per i giocatori, qualche minuto di pausa anche per noi. L'invito che vi rivolgiamo è quello di seguirci tra pochi minuti per il secondo tempo di Montecchio Precalcino Venetalab Breganze.